Scatman's World. Alleluia, 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 la la. Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano, F1 2012 Monte Carlo, pole position per Rosberg, Hamilton quinto, e noi sesti, e Massa vabbè decimo. Comunque siamo messi bene in campionato adesso, e vediamo se c'è la nascita della Red Bull, perché la Red Bull ragazzi è in crisi nera, 20 giri, gara complicata. Dai raga, Gran Premio di Monte Carlo, la tappa più prestigiosa e complicata del mondiale. Dai ragazzi. Che tensione. Vai subito. Michele elevata e Kers. Andiamo. Ok, Vettel tenta di superare Rosberg. Mamma mia che duello. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Già due ritiri comunque, già due ritiri. Ok. Bella sta curva, l'ho presa proprio bene. La curva più lenta del mondiale è presa benissimo. Già tre ritiri comunque. Mamma mia, quattro ritiri, pazzesco. E il Comendone ha già rotto un pezzo della lettone, molto molto bene. E vai. Taglio curva, scusate. 5 ritiri. Mamma mia, ma cosa è successo? 17 macchine sono rimaste. Strano, nessuna safety car. Molto molto strano ragazzi. Siamo in 15, 9 ritiri in un giro. Io non ho parole ragazzi. Che gara Monte Carlo, che gara, come siamo partiti ragazzi. 9 ritiri. Vettel non mi fa... Ma Dio, Vettel va fuori dei coglioni. Vettel non mi dà spazio. 10 ritiri intanto, pazzesco. Gara senza un senso logico. Non avrei mai pensato a una gara così, cioè, avevo pronosticato un po' di ritiri ma non così tanti onestamente. Pazzesco, pazzesca gara nel circuito monegasco. Vai. Tanto Hamilton si è fatto superare da Raikkonen, oppure speriamo in un ritiro. Vettel non mi lascia spazio, ma è un bel duello questo. Aia. Dai raga, dai raga, dai raga. Ui. Ok. Dai, 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 dai. Non è che possiamo usare il DRS. Ok. Siamo ancora tutti là. È il prossimo giro purtroppo, va bene, dai. Mamma mia cosa ho rischiato ragazzi. Purtroppo non c'è spazio per superare. Ok. Occhio, bravo Comendone, dai. Ok. Dai, 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 dai. Il circuito di Monte Carlo è veramente insidioso, cazzo. 10 macchine ritirate. Intanto attenzione, c'è una macchina che ha dei problemi. Una Force... No, una HRT. Una HRT, ragazzi. Ok. Dai, dai. Mamma mia, cosa ho rischiato. Vai, il paletto se ne va e anche la lettone un pezzettino. Non riesco ad avvicinarmi il necessario, cazzo. Attenzione, un'altra macchina con dei problemi. Una Marussia.
13 macchine intanto, ma no, questa è una gara eliminazione. Oddio, non ho mai visto una roba del genere. Neanche quando ho preso la bandiera rossa, quella volta che ho cominciato la stagione, la carriera con la Force India. Incredibile, amici, incredibile. Cose senza senso a Monte Carlo. Massa giro record. Bene, Massa non è tra i ritirati, molto bene. Questa è già una buona notizia. Woo! 11 macchine ritirate. Qua le piccole scuderie possono fare punti, ne possono approfittare. Però è più bello così, un mondiale più aperto, più equilibrato, più pazzo, più comendiano, insomma. Taglio curva, fottiti stronzo. Dai ragazzi, dai. Gara senza un senso logico. Tanto Rosberg fa da tappo a Vettel, molto bene. Dai Alo, dai. Ok. Batto un quarto, è molto distante. Attenzione qua, prova qualcosa Vettel, ma Rosberg tiene duro, Rosberg tiene duro. Mamma mia che gara amici. Gara indescrivibile. Ho perso l'alettone. Porca puttana, ho perso l'alettone. Ho perso l'alettone. Ai ai ai, non posso più recuperare su Vettel. No che credo. Non ci credo. Devo già fare il cambio gomme, no che credo, no che credo. Pazzesco! Ragazzi, purtroppo è così Monte Carlo, non ci posso fare niente. Bisogna andare ai box. Sosta molto anticipata. Vabbè. D'altronde non posso stare così. Porca miseria, che sfiga. Che sfiga ragazzi. Mamma mia. Cosa ho rischiato? Lasciamo perdere. Lasciamo proprio perdere. Dai, muoveve, fioi. Porca puttana. Gara in salita adesso, gara in salita. Ma anche questo è il bello, ragazzi, che non si sa mai. C'è Massa settimo. Mi supera anche Pippo Massa. Per la prima volta Massa davanti ad Alonso. Va bene, ragazzi. Adesso inizia una gara veramente in salita. Non dobbiamo fare più pit stop chiaramente, ragazzi. Dobbiamo tenere le gomme adesso. Ma Varati che roba che nera però. Un errore così beffardo. Vabbè. Questo è il bello di non avere i flashback però. Ancora, basta però. Madonna, oh. Che gara ragazzi, che gara. Speriamo in qualche altro ritiro, però vabbè è chiaro che comunque devono andare tutti i box e che io devo tenere le gomme, quello è il difficile. Tenere le gomme adesso per 14 giri, impresa disperata, fioi. Vabbè, noi ci proviamo. Mi sono complicato la vita da solo, cazzo, con un errore imperdonabile. Dai, dai, dai. Ragazzi, safety car in pista. Incredibile, safety car. Ho registrato poco perché mi stavo concentrando perché ho le gomme finite. Ma entra la safety car, ragazzi. Pazzesco, pazzesco. Purtroppo in sta gara non riesco tanto a parlare perché Michelle abbassa. Se parlo troppo non mi refu una cappellotta. Safety car, adesso possiamo ciaccolare un pochino, ragazzi. Incredibile, non so cosa cazzo sia successo, qui siamo in 12. Cioè, non so, veramente 2000 ritiri, ragazzi, una cosa impressionante.
Safety car in pista, safety car. Bene che così, sono stato molto fortunato perché le gomme sono distrutte. E ho anche l'alettone mezzo distrutto. Ai ai ai. Madonna del signor, che dura che è. Ho messo miscela bassa perché tanto che sia safety. E adesso ho anche una grande occasione, Un po' di culo per il Comendone. Massa è proprio dietro di noi. Sto cercando di non fare capelli in regime di safety car. E adesso tutto da rifare per tutti, cacchio. Ma il discorso è che ho le gomme finite e quindi è molto positiva questa cosa. Perché chiaramente ho fatto la sosta con 4 giri di anticipo per quel cazzo di alettone. E poi mentre non ho registrato ho cercato di fare una gara il più pulita possibile proprio per evitare cagate. Il discorso, ragazzi, che su sta gara se perdi la concentrazione anche un secondo ce l'hai in culo. Scusate il termine, ma è così. Ok, le gomme sono finite, ottimo. Ok, ormai speriamo di fare i più giri possibili. Non mi interessa niente sorpassare le altre. Eccoci qua. Oh, c'è una Marussia in mezzo ai coglioni, molto bene. Ok, safety car. Ma poi è arrivata così inaspettatamente perché non ci sono stati neanche i ritiri. Io ero pronto a riprendere la registrazione al 17esimo giro e paf, arriva la safety car. Pazzesco, veramente inaspettata, raga. Che gara, 12 macchine in gara, cioè 12 ritiri, una cosa senza un senso logico, veramente, cioè non è uscita la safety car all'inizio con 7-8 ritiri, esce adesso, pazzesco, veramente, la Formula 1 è incredibile. Adesso è vero che siamo tutti vicini, da una parte è positivo, però dall'altra è negativo, che se faccio un errore sono fuori. Tanto il mio ingegnere è morto, non mi parla più, bene. Ma già dall'inizio della gara non capisco. Boh, ogni tanto mi fa sto vaneggio, vabbè. Mamma mia che gara, ragazzi. Che gara indescrivibile. A me adesso le gomme stanno un po' tranquille. Tanti giri ho fatto con le gomme dure. Anzi morbide. Io sono super soft e soft a Monte Carlo, mi pare. Vabbè, dai. Comunque abbiamo Rosberg, Vettel e Button. Oh, Vettel finalmente va a punti, probabilmente, molto bene. Massa quinto, buono. Sta cazzo di Marussia in mezzo ai coglioni. Non ci voleva proprio, però vabbè. Safety car rientra in questo giro. Ok, 3 giri di passione ancora. Le gomme sono finite. Io provo anche, ragazzi, io azzardo perché sapete che il Comendone è un pazzo. Però è dura, Vai, ragazzi, si parte. Ho le gomme dietro finite comunque, Dai, Button, vai fuori, cazzo. Le gomme posteriori sono andate, Le gomme posteriori sono andate. Non posso tirare più di tanto, Mamma mia che gara. Spingi Comenda che non si sa mai, un miracolo e vado a podio, dai. Dai che Hamilton probabilmente è fuori dalla gara. Comunque altri 2 ritiri, pazzesco, dopo la safety car. Siamo in 10, ragazzi, siamo in 10. No, non ho parole, non è mai successo nella storia mia, cioè, vabbè.
E almeno abbiamo la bava di registrare una cosa così incredibile. È pazzesco, pazzesco. 14 macchine fuori. No, non ho parole. Non ho parole. Mai successo nella storia, veramente. Cioè, io non lo so. Sì, nella storia della Formula 1 vera, qua a Monte Carlo, una volta nel 96, sono arrivate 3 macchine e ha vinto Olivier Panis. Però nel gioco al massimo è arrivato a 14. Ma mai 10. Basta. Le gomme sono finite, ragazzi, stop. Teniamo il quarto posto a questo punto. Adesso Massa Marini venire addosso, grazie. Così prendiamo un po' di punti costruttori. Mamma mia, la macchina è finita. La macchina è finita, mancano 2 giri, anzi 1 e mezzo. Dai, questo Gran Premio, madonna, è andato, madonna, che roba, che gara, che gara. Una gara veramente senza un senso logique, in vero francese. Occhio, fioio, occhio. Devo andare pianissimo, ragazzi, perché le gomme posteriori sono finite. Dai, Massa, non fare cappelle, ti prego, non venirmi addosso. So di essere lento, ma non venirmi addosso. Final lap per la Mercedes. Al 90%, seconda vittoria consecutiva dopo Schumi. Rosberg. Tieni duro, Comendone, tieni duro che manca poco. Ormai le gomme posteriori sono veramente finite. Massa è dietro, attenzione, ho visto qualcosa, forse è uno scontro, chi lo sa. Massa, ti prego, non sta a far cagare. Mamma mia. Dai, te prego, guarda a finire sta gara di merda. Madonna del signor. Ok. Dai che è quasi finita. Dai che è quasi finita. Ok. Ultime curve. Intanto Rosberg è pronto a festeggiare la prima vittoria stagionale e la seconda consecutiva per la Mercedes. Dopo Schumi a Catalogna. Rosberg a Monte Carlo. E va a vincere Rosberg. Noi quarti, ma sono punti pesantissimi. Quinto Pippo Massa. Buono, buono, buono. Ma oh, mamma mia. Mamma mia, pazzesco. E quanti ritiri, ragazzi. Madonna del signore.